Allora, innanzitutto a me fa piacere che gli ingegneri vogliano contribuire, dare il loro contributo, confrontarsi e comunque partecipare ad un tavolo di concertazione di quello che sarà il Veneto del futuro, perché io sono sempre stata aperta veramente alle opinioni e ai consigli di tutti. Noi di fatto sulle infrastrutture e sui trasporti partiamo dal 2020 con l'approvazione del nuovo piano regionale dei trasporti che risaliva agli anni 90, quindi 30 anni dopo è stato aggiornato questo piano. Abbiamo fatto un piano decisamente basato sulla dinamicità e sull'elasticità, quindi non un piano statico, non un piano non al passo con i tempi, ma un piano che seguisse le logiche del piano processo, quindi in grado di adattarsi a quelli che sono i cambiamenti, soprattutto nel campo della mobilità. Prova ne è stata che è stato redatto il piano nel 2019, ma nonostante ciò che è successo nel 2020 con lo scoppio della pandemia, il piano rimaneva comunque del tutto attuale per arrivare alla sua approvazione nel luglio del 2020. Partiamo da lì, parliamo di digitalizzazione, digitalizzazione delle infrastrutture, digitalizzazione dei trasporti, una migliore accessibilità e sostenibilità anche con l'accesso soprattutto alle zone turistiche del Veneto, una intermodalità, spingere sull'intermodalità e comunque una mobilità integrata dove io credo molto. Il Veneto, bene o male, era un po' suddiviso a compartimenti stagni. Io credo veramente in un unico ambito dove tutti si confrontano e dove vengono condivise le scelte e le visioni del futuro, e credo che il convegno di oggi veramente sarà un ottimo spunto, un'ottima possibilità di condivisione.